recupero da parte di Beatrice Pugliara che parte in contropiede. Tiro da parte della numero 9, la paratissima ancora. Interventi davvero importanti per l'estremo di Padova. Ora va a segno contro tra Canzio e Gianberardino. Contropiede di Padova col gol da parte di Grigio. Ancora un recupero difensivo da parte di Padova con Nardomarino, il tiro e gol da parte di Mimì Nardomarino. Padova che difende, Teramo che attacca. Canzio il tiro, la parata di Elio Arruva, tutto regolare secondo la coppia arbitrale, Bocchieri Scavone. Poi c'è il tiro in gol da parte di Angela Prela, sorprende la difesa della Mana, rete non valida, ancora il recupero, ancora però il recupero da parte, questa volta da parte di Padova, il tiro di Nardomarino e il gol da parte di Mimì Nardomarino, che il Canzio, la conclusione, il tiro, la parata di Basile per il 38-28 finale.